Aggressione in Sardegna. Un turista che ha camminato per 41.000 km è stato preso a sassate e insultato nel comune di Usini. Il sindaco Antonio Brundu condanna l'atto come vergognoso. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu credi che questo gesto non rappresenti la vera Sardegna, iscriviti e lascia un like per difendere l'immagine della nostra isola e sostenere l'informazione locale. L'episodio è avvenuto durante la notte a Usini, dove il turista stava pernottando in tenda. Un gruppo di teppistelli ha lanciato diverse pietre, alcune pesanti più di 1 chilo, urlando insulti come barbone. La vittima si è rivolta direttamente al sindaco chiedendo interventi di educazione civica. La risposta istituzionale è stata immediata. Il sindaco Brundu ha allertato i carabinieri ancora prima del turista e ha fornito supporto logistico. Ma questo atto isolato rischia di danneggiare seriamente l'immagine di ospitalità della Sardegna a livello internazionale. Nonostante il brutto gesto, il turista ha sottolineato la grande solidarietà ricevuta dagli altri residenti di Usini. Il sindaco si è scusato pubblicamente a nome di tutta la comunità di Usini, difendendo l'identità del paese. Un gesto vergognoso che per fortuna non rappresenta la vera Sardegna. Scrivimi nei commenti: questo episodio danneggia l'immagine della Sardegna o la risposta del sindaco dimostra la vera anima dei sardi? Iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questa storia che ci ricorda la vera identità della nostra isola, quella solidale e ospitale. Continua a informarti con l'Isola Informa per conoscere la Sardegna autentica. Ci vediamo nel prossimo video.